Allora Margherita, un bellissimo gol oggi, ma iniziamo proprio dall'inizio, dove mister temeva, come sempre, dopo la sosta, un leggero calo da parte della squadra, e così anche oggi si è verificato leggermente nel primo tempo. Sì, diciamo che è stata una difficoltà un po' mentale all'inizio, lo sono chiuse bene, noi sapevamo che dovevamo fare assolutamente 3 punti e quindi all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, poi secondo tempo pian pianino siamo venute fuori e per fortuna ce la siamo portata a casa, insomma. E difatti poi hai trovato quella con caparbietà innanzitutto a recuperare palla perché non andasse nella rimessa laterale, poi ti sei accentrata e hai sfoggiato quel tiro da fuori che è stato imparabile, proprio una parabola imprendibile per il portiere. Sì, là si prova sempre, ho provato a metterla a giro, è andata bene e sono contenta che almeno abbiamo vinto e adesso pensiamo alla prossima. C'è stato un po' di difficoltà, come dicevi, nel primo tempo, sicuramente con la Suono sugli scudi, perché ha messo in difficoltà più volte la retroguardia nostra. Eh sì, lei è una giocatrice d'esperienza, sa bene quello che deve fare, la conosciamo bene, quindi ovviamente all'inizio c'è stato un po' di difficoltà, poi abbiamo preso coraggio pian pianino, perché insomma non può una mettere in difficoltà una difesa intera, insomma era proprio una questione mentale, infatti dopo non abbiamo neanche più avuto problemi ed è andata bene così. Secondo te un po' si è sentita l'assenza del capitano? Certo, ovvio. È ovvio che comunque che se manca qualcuna dobbiamo sempre stare sul pezzo, attente, e abbiamo fatto il nostro e la prossima settimana torna anche la Franci, siamo contente e cerchiamo di portarci a casa anche la prossima partita. Che sarà disputata a Jesi, un'altra trasferta lunga, mancano 5 giornate, ancora tutto da decidere, ora con la classifica a posto, diciamo così, il Vittorio Veneto si trova a 4 punti dalla salvezza. Sì, adesso niente, dobbiamo pensare una partita dopo l'altra, concentrarci sulla partita e dopo si vedrà alla fine come andrà. Allora mister, hai sempre detto dopo la pausa cala un attimo la tensione e difatti è successo anche oggi. Sì, è accaduto anche oggi, mi sembra che sia accaduto anche al Mozzecane, quindi ormai sembra un dato di fatto, una legge non scritta, che dopo una settimana di pausa, un weekend dove non c'hai la partita e non c'è la voglia dei 3 punti, un attimino la tensione cala e oggi ha confermato questa regola non scritta. Sicuramente non sei soddisfatto di qualcosa oggi in difesa, visto che con la Suono ha messo scompiglio un po' in tutti e 2 i tempi. Sì, siamo entrate leggere, davamo per scontato la vittoria, cosa che una squadra come la nostra non può permetterci. Abbiamo già rischiato di perdere punti contro Riccione in casa, perché l'approccio alla partita è stato sbagliato. Oggi stavamo commettendo lo stesso errore, quindi un po' di disattenzione, un attimino che mancava il capitano dietro, quindi le 2 centrali era solo la seconda volta che giocavano, ci poteva stare, però moltissime cose che abbiamo rischiato sono dovute alla disattenzione. Poi l'ha risolta Margherita Zono con quel bellissimo gol. Sì, la Marghe sta attraversando un buon momento, perché oltre al gol ha recuperato 4-5 palloni, è andata molte volte sull'1 contro 1, quindi complimenti al gol un po' fortunoso se vogliamo dirla, però tutta la squadra insomma ha reagito al secondo tempo perché la vittoria la voleva. Dopo ci sono domeniche dove si gioca meglio, domeniche dove si gioca peggio, quindi l'importante era fare 3 punti, l'abbiamo fatti e adesso pensiamo già alla trasferta di Jesi. E difatti si concluderà lì con la trasferta di Jesi, la penultima, se non sbaglio, fuori casa, e più o meno lo stesso percorso del Castelvecchio con Jesi e Pordenone, stessa cosa per loro. Sì, adesso noi continuiamo sempre a guardare davanti, però prima di tutto dobbiamo guardare noi stessi e dobbiamo fare quello che possiamo per ottenere tutte le vittorie da qua a maggio. Quindi noi facciamo il nostro e chiaramente sia noi che Castelvecchio abbiamo un paio di partite più toste delle altre, quindi sia noi che loro dobbiamo incontrare il Pordenone e sia noi che loro dobbiamo incontrare la Jesina, quindi come ho già detto un paio di mesi fa sarà fino alla fine, fino all'ultima giornata. Fermo restando che nessuno regala nulla, visto come è successo oggi quello che è successo oggi a Mozzecane. Esatto, oggi abbiamo visto l'Imolese penultima che ci ha dato filo da torcere, abbiamo visto il Pescara che è andato a Mozzecane e stava vincendo 3-1 dopo la qualità del Mozzecane è venuta fuori negli ultimi minuti, quindi non ci sono partite semplici, bisogna stare sul pezzo per 95 minuti ogni domenica.